Preso al volo, Diego Crivellari, naturalmente un amico sempre disponibile quando lo chiamiamo per spiegarci un po' di cose, in questo momento di grandissima confusione, ex deputato del PD, uno dei responsabili, uno anche delle menti pensanti più attive del tuo partito, del PD Troppo appunto. buono. No, no, è vero, è vero. Allora, crisi di governo, vorremmo saperne un po' di più. Dal tuo osservatorio, come la vedi? Ma è un osservatorio ovviamente di chi ha vissuto alcune situazioni analoghe ma diverse da parlamentare, che oggi ovviamente la vive questa crisi da cittadino. La vive da cittadino e da persona impegnata anche politicamente, molto preoccupata. Io non voglio fare il difensore d'ufficio di Conte, perché non ho lesinato critiche anche rispetto a cose che non sono state secondo me gestite sempre in maniera così buona, ecco, se pensiamo O cristallina ai anche. banchi con le rotelle, se pensiamo al piano pandemico, eccetera, eccetera. Però sostengo ovviamente questo governo, perché mi rendo conto che Conte rappresenta il punto di equilibrio, il punto di sintesi tra due forze importanti come PD e 5 Stelle, e mi rendo conto che sobbarcarsi le responsabilità di governo in questa fase non sia facile per nessuno, insomma. Quindi anche per questo motivo, insomma, io ho sempre garantito a Conte un voto in pagella del 6 in su, ecco. Ecco, Detto questo, dicevo crisi analoghe ma diverse. Diverse perché una crisi di governo provocata in una fase di pandemia globale, penso che fosse qualcosa che tutti quanti o quasi ci saremmo evitati volentieri per i motivi che sappiamo. I soldi di questo recovery plan, i rapporti con l'Europa, il piano vaccinale, tutte cose che implicano un governo nel piano delle sue funzioni. ecco, nei social salta fuori che una delle componenti, al di là della componente politica e delle divergenze naturali tra uomini politici di grossa levatura, c'è il narcisismo e le antipatie personali. Secondo te hanno inciso questo? Di tutti e due, non solo di Renzi contro Conte, ma viceversa. Ma se guardiamo quello che è successo in America poche ore prima dell'Epifania, mi pare che Capitol Hill, la psicologia o alle volte la psichiatria con la politica purtroppo hanno più di qualche legame. Quindi credo che ci sia, al di là della battuta, una forte componente personalistica, ecco, anche in quello che è successo, e questo mi sembra inevitabile. Però quando in politica, soprattutto nella politica parlamentare governativa, entrano questioni personali, addirittura narcisistiche, ecco, questa è una sconfitta per tutti. E fa male solo poi al paese, fondamentalmente. Direi proprio di sì, perché se parliamo di Renzi, ognuno di noi ha la sua opinione sul personaggio, ma è stato premier per diversi anni, è stato, come dire, un esponente di un piano della politica italiana e non solo, e questo, come dire, surplus di responsabilità che hai avuto dovrebbe in qualche modo portarti ad agire con cultura. Soprattutto, io credo, a non perdere di vista l'interesse generale del paese. Ma adesso, al di là delle percentuali che parlano di un Renzi al 2%, cosa rappresenta Renzi nel PD oggi? Ma penso che per tanti, soprattutto militanti, elettori, dirigenti di base, Renzi rappresenti oggi purtroppo una grande delusione, un leader che ha saputo incarnare una stagione anche di riforme, di 80 euro, unioni civili, leggi sull'ambiente, tante cose anche che sono state fatte. Ovviamente sappiamo che tante cose hanno anche creato aspre divisioni a sinistra, articolo 18, eccetera, eccetera. Comunque Renzi è stato il leader forte anche di una stagione politica breve. Secondo me poi il venir meno della sua funzione di governo ha determinato una sorta di cucchio di soldi, cioè praticamente non inquadrare più le cose in maniera obiettiva e farsi trascinare ad una deriva personalistica che secondo me rischia anche di mettere in ombra quello che aveva fatto nella sua carriera precedente. Ecco, si parla che per salvare il governo arriveranno i responsabili. Che differenza c'è tra i responsabili di Conte e quelli di Berlusconi?
Bella domanda. Io penso che non ci siano grandi differenze, nel senso che si tratta di andare in cerca di situazioni, alle volte non voglio offendere nessuno, anche magari di miserie personali, quindi andare in cerca di soggetti nominalmente disponibili, magari da destra e sinistra, ad ampliare il consenso. Non lo so, questa è un'operazione che magari sarà in corso anche in queste ore, ma di cui ovviamente io non posso, non ho notizie di prima mano. Ma anche qua, al di là delle battute del momento, dell'ironia, la cosa preoccupante è che un governo che dovesse reggersi anche un punte terra su un drappello di pochi cosiddetti responsabili, forse rischierebbe di essere anche più fragile di questo. Quindi nella nostra, come dire, storia parlamentare, dal trasformismo in avanti, noi conosciamo, diciamo, di queste operazioni ben prima anche di Berlusconi. Bisogna poi vedere alla luce dei fatti se queste operazioni sono evidentemente svolte nella chiarezza e se garantiscono poi la tenuta parlamentare della maggioranza, cosa che oggi è ancora tutta da definire, da comprendere. Ecco, anzi, due ultime domande. La prima è, a te è simpatico Renzi? A livello personale? Diciamo che la simpatia, che l'hai conosciuto. No, sì, l'ho conosciuto, ecco, diciamo che c'è un ego molto forte e poi un carattere molto fiorentino, molto toscano, che non a tutti è simpatico, ecco. Quindi più che la simpatia personale gli ho riconosciuto di essere stato un leader importante anche del mio partito, del paese, in una fase politica. Purtroppo, ti ripeto, un patrimonio che è riuscito a dilapidare molto, molto rapidamente. Qua forse molto dipende anche dal fatto di essersi un po' troppo affidato al cerchio magico e di non confrontarsi più direttamente col mondo e con chi alle volte anche magari di amico ti dice dei no. Al di là del cerchio magico, che probabilmente si era fatto a sua immagine e somiglianza, la seconda domanda che ti volevo fare è: Conte ti è simpatico? E ci aggiungo, e chi rappresenta Conte? Conte mi è simpatico perché mi sembra una brava persona e mi sembra anche umanamente simpatico, con un tratto umano forse diverso anche rispetto a Renzi. Però anche qua obiettivamente dobbiamo dire che solo in un paese come l'Italia forse succede che una persona venga catapultata nel giro di un giorno da una professione importante a capo di governo. È vero. Conte è un po', diciamo, il sintomo di quello che non si è fatto forse in questi ultimi anni in Italia, e Renzi ha provato a fare delle riforme che consentissero alle istituzioni parlamentari, governative di funzionare in maniera moderna. Naturalmente la ringrazio per la disponibilità che ci concede sempre. Grazie a te. E anche per la lucidità delle risposte che trovo non sempre con gli interlocutori che intervisto. Grazie ancora e buona serata. Grazie Leandro, buon lavoro. Grazie.